Una battaglia vinta. Ecco la nuova via Loria che sotto il sole di fine maggio torna percorribile anche dalle auto dei residenti, come sempre accaduto. 7 mesi fa, in una luce invece di pieno inverno, la strada diventava la via contestata. Qui all'improvviso il comune posizionava uno sbarramento. 57 anni che ho, sono sempre passati da questa parte. La soluzione la si può magari trovare, però bisogna essere tutti insieme. La soluzione adottata all'indomani del servizio di Rete Veneta fu la sbarra apribile dal signor Daniele con una chiave, tanto da permettere ai camion che riforniscono la sua azienda di arrivare a destinazione almeno una volta a settimana. Ma non è bastato, anche perché le auto ovviavano comunque l'ostacolo e sconfinavano sul vicino campo pur di passare di lì. Mercoledì sera, riuniti in assemblea, i residenti hanno allora ribadito di voler tornare padroni di questa vecchia strada che porta direttamente in centro al paese. È andata per le lunghe, Il sindaco questa volta la toglierà. le promesse le ha fatte, comunque speriamo che le mantenga, non penso ci siano problemi. Secondo voi perché è stata messa questa sbarra 7 mesi fa? Ma non lo so, non siamo riusciti a capirlo neanche noi, di preciso. Ora, dopo gli sbarramenti, via dunque anche all'ultimo ostacolo. Volevamo, non per ultimo, ringraziare anche Rete Veneta che ci ha dato una grossa mano a spiegare la situazione.